E buonasera a tutti gli amici da casa, siamo un venerdì che ci vedrà nel weekend calcistico senza la Serie A ma con la nazionale. Che calcio che fa, questo format che unisce televisione, la radio e il web, la radio su Silver Music Radio a lunedì, ogni lunedì alle ore 13 e il web con checalciochefa.com. Il fatto che ci sia la nazionale con i suoi doppio impegno con sabato sera contro il Portogallo e martedì contro gli Stati Uniti non vuol dire che oggi a Che Calcio Che Fa non si possa parlare di calcio a 360 gradi, anche se in realtà gli ospiti che adesso vado a presentare sono degli ospiti che tutto sommato si tirano un po' da un'unica parte e vedremo soprattutto la prima mezz'ora quale sarà la loro coloritura a livello calcistico. Ho il piacere di avere come ospiti un gruppo di lavoro che ha ultimamente finalizzato i propri sforzi con un nome, un brand, chiamiamolo così come si dice in questo periodo storico, come lo dicono i più informati, che è Carta Canta. Tant'è vero che nell'ambiente, per esempio, rosso-nero, dico due colori a caso, Carta Canta sta incominciando ad avere un grandissimo riflesso, una grandissima opportunità e visibilità. Allora inizio dalla mia sinistra con dico direttore, sono tutti direttori, tra parentesi, no? Il direttore editoriale, vediamo se è giusto. Ho il piacere di avere Massimo Canta. Buonasera a tutti, grazie direttore dell'invito. Editoriale? Sì, possiamo dire così, anche se come dicevi tu, ognuno di noi tre fondatori, no, del sito Carta Canta Web ha una sua collocazione, ha un suo compito, quindi però diciamo che la figura, così, il primo impatto è la mia. È la tua. Bene, passiamo al secondo ospite, gradito ospite, sempre milanista ovviamente, Vincenzo Matrone. Buonasera a tutti. Direttore di che cosa? Io regista. Regista, vabbè, questo quando giocava, no, tu giocavi in porta o giochi in porta, quindi è una cosa differente, lui pubbliche relazioni. Certo. Mentre invece abbiamo il terzo elemento di carta cantaweb.it, abbiamo Alfonso Sciascia. E una buona serata a tutti. Direttore social, esatto, perché io mi occupo della parte social del nostro web nel nostro sito. Siamo reperibili su gran parte dei siti social, Instagram, Facebook, quindi magari ne parleremo anche del corso della trasmissione. Sì, ma che fatica questi social, tutto questo web doveva essere aggiornati, poi questo counter degli accessi che salta, ritorna, è una cosa incredibile, eppure è molto seguito, si vede indubbiamente in tutte le sue presenze e manifestazioni che riguardano chiaramente le squadre di Milano soprattutto. Al direttore editoriale Massimo Canta chiedo invece di allargare questa parte, da questa parte rossonera a quella nerazzurra o agli altri collaboratori che oggi non ci sono ma che esistono indubbiamente dietro le quinte. Sì, perché diciamo che il sito si rivolge principalmente alle notizie che riguardano Milan e Inter, indipendentemente dalla fede di noi tre qua presenti. Sì, mi ricordo una scritta news rosso-nerazzurre, tra un po' io direi di cancellare. Stiamo cercando di rispettare quello che è il tema principale, per cui c'è un nuovo ingresso che si occupa di Inter, che è Andrea Dattrino, che già qualche settimana che è presente sul sito con i suoi articoli, le pagelle, quindi segue l'Inter, è interista fino nel suo più profondo, quindi e da qualche giorno è entrato anche a far parte del nostro team, come vogliamo chiamarlo, Giorgio Meroni, che era con noi presente in un'altra collocazione, in un'altra trasmissione, quindi ha già cominciato a scrivere per noi sul sito, era in radio con noi e adesso probabilmente sarà anche ospite nelle prossime trasmissioni. Perché stiamo ruotando, essendo in 5 ed essendo sempre 3 presenti in radio, stiamo cercando di ruotare tutti, facciamo il turnover perché che sta facendo anche un'emissione a livello radiofonico. Radiofonico sì, perché ogni lunedì dalle 16 alle 18 siamo presenti su una radio web che è Ballando Web Radio, quindi dalle 16 alle 18 c'è Carta Canta, quindi la trasmissione che riprende il nome del sito Carta Canta Web, dove analizziamo la giornata calcistica di campionato se c'è stata, quindi parliamo di Milan e Inter non solo ma di campionato in generale, con ospiti sempre che siano ex giocatori, giornalisti, personaggi dello sport, dello spettacolo, anche spesso ospiti da noi e che intervengono quindi nel corso delle 2 ore di diretta pura che facciamo. Quindi. Ecco, mi rivolgo invece a Vincenzo Matrone per ciò che riguarda quelle domandine che voi fate di solito alle conferenze stampa
prima della partita o post partita, che sono anche momenti abbastanza difficilotti quando l'allenatore si presenta davanti ai microfoni, carta canta, sta un po' imperversando e le domande vengono da tutti e tre. Vincenzo, come te le prepari queste domande? Ma io ho un mio stile, cerco sempre di fare domande tecniche al mister. Penso, ho avuto modo anche di parlare con lui e apprezza molto. Io capisco che le domande tecniche non fanno l'articolo di giornale il giorno dopo, però c'è bisogno anche, se si vuol dire così, educare un po' il pubblico, non fare la solita domanda da prima pagina. Beh, diciamo che proprio questo è il discorso, bisogna cercare di eliminare sempre la polemica e invece andare proprio al sodo del calcio, perché al centro del calcio c'è un pallone, ci sono 22 che corrono in mezzo al campo e quindi a un certo punto, con la loro bellezza delle loro giocate, alla fine dopo rimangono queste impresse nella memoria e non di sicuro le polemiche. Allora inizio già con una domanda, no? Perché avete da dire qualcos'altro riguardo a Carta Canta? Vuoi dire qualcosa, Alfonso, a riguardo? Allora, dal tuo punto di vista, anche le tue domande che fai? Diciamo che ci stiamo ampliando sempre di più, siamo nati come realtà piccola, io e Massimo Canta abbiamo creato il tutto, poi abbiamo trovato il nostro compagno e amico Vincenzo Matrone e da lì stiamo ampliando il raggio d'azione. Poi volevo aggiungere, per quanto riguarda le domande che facciamo in conferenza, c'è una peculiarità, diciamo che tutti e tre abbiamo un modo di fare le domande. Massimo è quello che va più sulla statistica, Vincenzo più sulla tattica, io sono quello che va più sul singolo, quindi... Beh, siete integrati bene da questo punto di vista. Quindi... Insomma, praticamente l'allenatore del Milan, in questo caso Gattuso, suda freddo ogni volta. Sa già, esatto, sì, quando già ci guarda in faccia sa già cosa più o meno andremo a chiedergli. Beh, questo è anche positivo perché vuol dire che c'è anche un discorso di buona relazione, perché non è semplice, molte volte vengono fatte delle domande, appunto come dicevamo prima, poco pertinenti, che danno abbastanza fastidio. Io parto da te, Alfonso. Sì. La domanda più semplice: se questo Milan sta in qualche modo mantenendo le aspettative che si erano in qualche modo pronosticate all'inizio dell'anno, e poi andiamo a sentire le risposte degli altri amici. Ma le aspettative erano queste, perché fondamentalmente siamo vicini al quarto posto, dico siamo perché Fulvio ha chiaramente detto che siamo più sponda rossonera, quindi... No, in questo caso è aperta la cosa, poi so che benissimo che siete professionisti, quindi se dovete fare un pezzo, un articolo sull'Inter o su altre situazioni siete in grado. Ovvio che c'è una passione, anzi è meglio in qualche modo farla capire, farla arrivare, perché ci sono molti giornalisti che la nascondono, ed è peggio. No, infatti noi non ci nascondiamo a dirlo e diciamo che il Milan è in una posizione di classifica che sperava inizio anno, perché ci sono delle squadre che abbiamo visto nel corso della stagione fino ad oggi sono superiori, vedi Napoli, vedi Inter, vedi Juventus, quindi c'è una Roma che sta un attimo rallentando, quindi il Milan ne sta approfittando. Purtroppo ultimamente ci sono degli infortuni che avremo sicuramente modo di parlarne, stanno un po' decimando la squadra di Gattuso. Secondo me mancano degli interpreti importanti che l'anno scorso hanno dato qualcosa in più, vedi Hakan Çalhanoğlu, un giocatore che sta purtroppo mancando. Sta venendo un po' meno. Sentiamo, passo velocemente perché siete in tre, botta e risposta, abbiamo solo un'ora, mi piace sapere chiaramente la risposta e il modo di pensare di ognuno di voi. Vincenzo? Il Milan, i tifosi del Milan devono stare un pochino calmi e capire che il Milan già l'anno scorso, non quest'anno, ha iniziato un progetto importante. Il portiere del Milan è un 99, il capitano del Milan è un 95, l'attaccante del Milan è un 98 e la squadra in Serie A di vertice è più giovane, bisogna avere pazienza. Adesso c'è la moda di giudicare i giocatori ogni 3 settimane, Caldara ha già un bidone, non è vero. Caldara è un gran giocatore che ha avuto un infortunio, punto. Ci vuole un po' più di mentalità inglese, cioè di dare un po' più di tempo a una squadra. Bene, invece Massimo, riguardo a questo... Sì, direi che ci aspettiamo questo Milan nel punto di classifica in cui adesso si trova. È chiaro che nelle ultime 3 settimane i risultati positivi potevano far ben pensare, fin tanto che, come diceva Alfonso, non sono capitati quegli infortuni che hanno falcidiato via via tutti i reparti, da difesa a centrocampo. Il Milan adesso schiera un centrocampista titolare dei 3, non ha Higuaín per altri motivi. Cutrone era infortunato, perde Jack Bonaventura per chissà quanto tempo, Caldara l'ha già perso, Musacchio pure, non è semplice, quindi secondo me bisogna dare fiducia a Gattuso perché comunque una sua impronta a mio parere l'ha data.
Beh, insomma, questo riguarda appunto sempre un po' l'allenatore, che poi arrivato a un certo punto la domanda che volevo farvi è anche un po' polemica, no? Perché abbiamo detto non facciamo domande polemiche, però in questo periodo storico mi sembra di capire che un po' il centro della questione rossonera, per forse, non so, insoddisfazione dai piani alti, ci sia a Gattuso, no? Dal mio punto di vista, io in questo momento qua presento, non sono un opinionista, però difendo abbastanza l'operato di Gattuso. Massimo, cosa dici riguardo a Gattuso? Perché sembra un po' il pomo della discordia in questo momento. Sì, ma poi va a folate, perché se vediamo quello che succedeva qualche settimana fa anche sui social, anche tanti tifosi del Milan, quindi non mi dà, cioè, il problema è affermarlo, proprio erano contro l'allenatore, che apprezzavano dal punto di vista dell'uomo, del giocatore ex campione, ma che non apprezzavano in quanto allenatore. Mentre Gattuso, anche io ho avuto anche modo di riferirlo, nel senso che è così apprezzato e ben voluto dai colleghi, ex giocatori, allenatori anche di fama, e invece non così dai tifosi, perché lui non è uno sprovveduto, arriva dalla gavetta, ha studiato e dimostra di sapere di calcio. È chiaro che tante volte deve avere anche la materia, e in queste settimane è stato sfortunato per non averla più, quindi secondo me la fiducia a Gattuso va data. Insomma, Vincenzo, per una questione di osmosi, il giocatore che ha fatto finali di Coppa dei Campioni, ha vinto un mondiale, in qualche modo riesce a galleggiare dal punto di vista calcistico, quindi in questo momento difendi l'operato di Gattuso anche tu. E Gattuso ha un gran problema, ne abbiamo parlato Attenzione, anche insieme. Ha un problema, l'unico No, Gattuso ha un gran problema, quella di portarsi dietro l'etichetta di ringhio combattente che era il giocatore Gattuso. L'allenatore Gattuso è totalmente opposto, cioè non pensate a un Trapattoni, ma pensate a un Nils Lidum. Sembra stranissimo da Gattuso, però Gattuso studia più Guardiola che Mourinho. Però nella testa dei giocatori è sempre quell'uomo che ha recuperato 30 palloni e va a ringhiare contro chiunque, non è così. Non è così. Alfonso, invece, riguardo a questo pomo della discordia, perché avevo avuto dei feedback abbastanza pesanti di persone titolate all'interno del Milan che effettivamente è un po', l'abbiamo visto anche poi per del derby, queste persone dicono ha perso malissimo, ha giocato malissimo, poi dopo vengono smentite perché fa un filotto di partite e ritorna in corsa per gli obiettivi della stagione. Io concordo assolutamente con quello che ha detto appena adesso Vincenzo, perché lui è etichettato come ringhio e quindi non si vede il lavoro che sta realmente facendo, sta facendo giocare il Milan, sta facendo uscire dalla difesa con la palla il Milan. E aggiungo che, essendo sempre in conferenza stampa, anche a livello di comunicazione magari può sembrare che non sia una comunicazione da allenatore di una grande squadra, perché comunque lui è sempre onesto, è sempre sincero, tende sempre a prendersi tutte le colpe, magari a livello di dialettica a volte non è preciso e quindi magari all'occhio del tifoso può non far impazzire questo discorso, al pari di altri grandi allenatori che ci sono in circolazione. Ecco, ritorno indietro sì, sempre da te da questo punto di vista. Lui parte con una sorta di 4-3-3 e ritorna invece nel momento più difficile a un 4-4-2 tendenzialmente, sì. Poi il 4-3-3 comunque la squadra l'aveva assimilato. Allora mi viene anche il dubbio, ha fatto delle prove oppure la necessità di andare sul 4-4-2 lo ha obbligato a fare questo spostamento e quindi di non sapere utilizzare al massimo le capacità dei giocatori della rosa? Io penso che lui stia sfruttando abbastanza bene i giocatori che ha in rosa e sta sfruttando appieno per come possono giocare. Diciamo che quando fai un 4-3-3 e ti viene a mancare, come dicevo all'inizio, un giocatore come Çalhanoğlu, perché comunque sta mancando, è ovvio che non hai grosse incisività, non vedi... Scusa, manca per una questione proprio sua personale, perché fisica, psicologica, tutto quello che vuoi, o proprio perché magari devi trovare una giusta collocazione in campo a lui dedicata, visto che è uno di quei giocatori che sono sempre un po' difficili da collocare? Vabbè, diciamo che lui nasce come trequartista e tutti lo conoscono ai tempi della Bundesliga, eccetera. Però anche l'anno scorso, nell'ultima parte di stagione, non ha fatto male in quel ruolo, quindi non si capisce. Secondo me è un po' sia una questione fisica che anche dei problemi che ha avuto lui fuori dal campo. Quindi
È un giocatore sicuramente da ritrovare, perché la qualità adesso con l'infortunio di Bonaventura, che è uno dei principali artefici di qualità nel Milan, serve, oltre che Suso e... Vincenzo, riguardo a questo, sì, si utilizza la rosa veramente? Io sono sempre un po' contrario a etichettare una squadra con i numeri, perché poi nella fase di non possesso io tutte queste squadre giocano con le 2 punte, non le vedo, con i 4-3-3, poi i 2 esterni diventano 2 terzini. Secondo me è importante, come una volta mi spiegava Zaccheroni, metti un righello sul pallone e vedi con quanti giocatori giochi davanti alla linea della palla e quanti ne giochi dietro. Il Milan tendenzialmente è una squadra che si identifica nel possesso palla sempre, partendo già dal portiere, e che tende ad attaccare. A un certo punto, secondo me, Gattuso si è fatto prendere un po' la mano perché tutta San Siro voleva Cutrone. Perché quando Cutrone entra nell'ultima mezz'ora sembra che è il miglior giocatore al mondo, in realtà ha dei limiti. Perché effettivamente dall'inizio è un po' più problematico, lui ha questa garra, ormai questo termine nuovo è diventato la gara, insomma entra dentro in campo già preparato ed è uno di quei giocatori che fanno anche la fortuna degli allenatori, però molte volte dall'inizio della partita anche questi giocatori toppano e quindi adesso diventa anche un po' un problema visto che Higuaín è anche squalificato. Sì, lui ha dei limiti perché è un 98, ha dei limiti proprio basi, le chiamerei dei limiti da primavera, perché non stoppa benissimo il pallone, non lancia, non è un giocatore che dribbla, non è uno che tira da lontano. Tutti lo paragonano a Inzaghi. Io in 35 anni di calcio ho visto solo Inzaghi che non aveva queste caratteristiche, è diventato il grande Inzaghi. Bisogna stare attento che non diventa la Padula, perché se hai solo la grinta rischi che puoi diventare o Inzaghi, e ne ho visto solo uno, o la Padula. La Padula è ancora milanista o è del Genoa? No, già venduto al Genoa. Sì, no, già sbarcato. Vorrei ricordare che nell'anno che il Milan ha preso la Padula, la Lazio con 1 milione in meno ha preso Ciro Immobile. Ecco, bisogna anche ricordare. Bene, anche questo, quindi i detrattori sono stati in qualche modo, perché qua sfondi una porta aperta, perché Ciro Immobile è un giocatore che negli ultimi 5 anni ha concorso almeno 2 volte al trofeo della Scarpa d'Oro, avvicinandosi molto ai primi che indubbiamente sono i più grandi campioni. Ce lo dimentichiamo, dobbiamo pensare anche per il nostro calcio. Massimo, una risposta breve riguardo a questo, quindi se utilizza Gattuso la rosa nel vero senso della parola. È chiaro che lui aveva in testa il 4-3-3, credo che abbia fortunatamente, speriamo, abbandonato l'idea del 3-5-2 che non ha fatto bene quando ha dovuto provarlo, a testarlo, e questo 4-4-2 che è stato molto imposto dal di fuori quando i risultati davano ragione a Cutrone, però sicuramente il Milan non può reggere questo attacco non avendo neanche alternative, quindi se si fa male uno dei due o se è squalificato come adesso Higuaín hai solo Cutrone, quindi il 4-4-2 secondo me è una forzatura e vedremo presto il 4-3-3 quando rientreranno tutti. Ecco, una domanda sempre un po' con una piccola vena polemica. L'anno scorso il tifoso rossonera diceva: ma se avessimo un goleador alle Icardi, un Immobile, un finalizzatore che veramente riesca in qualche modo a far sfociare in gol la grande produzione, un grande mole di lavoro, saremmo a posto. E invece purtroppo abbiamo Kalinic o André Silva o chi c'era, non mi ricordo più, ormai sono stati anche venduti a gennaio altri giocatori dell'anno scorso. Quindi domando a te, come mai Higuaín non viene messo nella migliore condizione di poter segnare? Perché io penso per esempio all'Higuaín di Napoli con Sarri, 36 gol, aveva Calejon e Insigne o Mertens a sinistra molto vicini, che con i loro sfraseggi riuscivano a dare la palla giusta, ma al tempo stesso lo stesso Higuaín andava a conquistarsi il pallone e segnava da tutte le posizioni. Poi nel biennio ovviamente con la Juventus ha fatto un tutt'altro ruolo. Allora quello che voglio capire è se c'è un deficit da parte dell'allenatore in questo, non lo mettono nella migliore condizione. Derby a parte, perché è chiaro che nel secondo tempo lasciare la linea d'attacco a 30 metri dalla porta dell'Inter è stato un grandissimo favore all'Inter. Però i numeri parlano per Higuaín, perché comunque ha fatto 7 gol nelle ultime 8 partite, non è un giocatore che non segna. Milan ha trovato il suo centravanti e anche ha migliorato il gioco, perché Suso adesso è diverso quest'anno, è un Suso che cambia i tempi della giocata, li ha ridotti, ha mandato in porta
Higuaín più volte, ha fatto 7 assist forse o 8 in queste prime giornate di campionato, forse è il primo nella classifica degli assist. Suso ha fatto 5 gol anche lui, quindi Higuaín è tornato ad essere quello che era prima. È chiaro che sono gli altri che devono fare meglio, sono i centrocampisti che devono fare più gol, però li ha persi il Milan in queste giornate, quindi Higuaín adesso deve migliorare dal punto di vista caratteriale, perché dal punto di vista fisico è un fisico. Riguardo proprio questo fatto di non riuscire a trovare una giusta però lui sta segnando, lui i gol li sta facendo, non è che poi se guardi la classifica cannonieri Higuaín non è che è indietro e a secco. No, certo, sì. Vincenzo, riguardo a Higuaín come posizione in campo, Higuaín è un campione, non è un fuoriclasse. La linea tra il campione e il fuoriclasse sembra piccola, ma in realtà è importante. Però l'anno scorso, tornando scusami alla prima domanda su Kalinic, è ovvio che Kalinic è un buon giocatore, ma Higuaín è un campione, certo, non è un fuoriclasse, quindi siete migliorati da questo punto di vista. Non è paragonabile, perché poi Kalinic, a prescindere, uno può anche non rendere in una squadra per 1000 motivi, ma Kalinic ha avuto anche problemi comportamentali. Una volta Gattuso l'ha tenuto fuori perché non si impegnava, gli ha chiaramente detto: guarda che dietro le tue spalle c'è un chip. No, però c'era anche André Silva, vabbè, potevano essere anche delle scelte sbagliate del campionato, del mercato dell'anno scorso, però adesso avete veramente il bomber, quindi non ci sono più alibi da questo punto di vista. Assolutamente no, io penso che il vero problema del Milan, io lo dico da 2 anni, sia il centrocampo. Per me il centrocampo è veramente il cuore di una squadra. A volte faccio una battuta: con Biglia non ha vinto neanche il grande Messi, cioè non il Messi da adesso, il miglior Messi con Biglia non ha vinto. Io penso che gli equilibri di una squadra le dia il centrocampista centrale. Oggi senti sempre più allenatori in Serie A che dicono: ho spento la luce, la mia squadra ha spento la luce perché non hai un regista. Esistono tanti mediani e pochi registi. C'è sempre Montolivo convocabile. Una bella frecciatina. Convocabile è il termine esatto. Convocabile, però vabbè, dai. Però non hai convocato. Dai Alfonso, allora invece raccontami dal tuo punto di vista la collocazione di Higuaín. La collocazione di Higuaín è giusta, nel senso lui deve sicuramente migliorare la questione carattere, abbiamo visto, perché non può permettersi un giocatore del suo calibro, della sua importanza, perché come dicevi tu Fulvio, il bomber del Milan di quest'anno è lui, di farsi squalificare in delle partite importantissime come la prossima con la Lazio. Quindi deve sicuramente migliorare sotto quel punto di vista e come dicevamo appunto nell'ultima trasmissione in radio, facevo un paragone vedendo Higuaín del Napoli, Higuaín del Milan, era un Higuaín molto nervoso in tutte le partite, perché si vede che vedeva a fianco a lui una squadra. Allora mi apri proprio l'ipotesi, insomma, la domanda vera e propria che è questa: è giusto collocarlo in un 4-4-2 con una punta di contorno, una mezza punta di contorno di aiuto, oppure un 4-3-3 con 2 ali, mezze punte che possono aiutare, oppure a questo punto fargli fare vai carta bianca, tanto l'anno scorso, anzi carta canca, l'anno scorso, arrivato a un certo punto, gli ultimi anni passati alla Juventus, ci hanno consegnato un Higuaín molto tattico. Allora, qual è che bisogna andare a prendere, diciamo, in qualche modo per farlo rendere al massimo? Perché potrebbe segnare anche di meno, ma essere più di aiuto agli altri. Ma se io lo vedo in un 4-3-3, non mi ricordo di un Higuaín impeccabile sul colpo di testa, sui cross, lo vedo più un Higuaín che dialoga col compagno di reparto. Abbiamo visto che il 4-4-2 non è un modulo che il Milan usa a livello clamoroso, però nel reparto avanzato Coutron e Higuaín dialogano bene. Quindi ad oggi lo vedrei bene con la punta a fianco, onestamente. Cialanoglu per esempio a ridosso? Cialanoglu, se parliamo del tema Cialanoglu, potremmo metterlo in qualsiasi ruolo del Milan attuale, solo che attualmente Gattuso lo vede lì. Vincenzo, sì, ritorniamo sull'argomento del posizionamento e il modulo per Higuaín. Ma per me Higuaín può giocare con qualsiasi modulo. Il problema, vorrei tornare su Cialanoglu, un ragazzo che gioca con le infiltrazioni da 1 mese e mezzo,
ha una separazione sulle spalle, perché uno pensa sempre che è un giocatore della PlayStation, lo sposto, in realtà sono ragazzi come altri, quindi ha sofferto una separazione, ha giocato l'ultima partita con un ematoma sul piede, è un numero 10, ma Çalhanoğlu io gli ho visto fare dei recuperi da mediano. Mina deve aspettare di recuperare lui, Higuaín può giocare con una punta, 2, 3, non è quello il problema. Higuaín era diverso alla Juve perché la Juve in Italia ha un possesso palla pari al 70% a confronto a tutte le altre, e allora per un attaccante è sempre più facile giocare quando tu hai 8 campioni a un possesso palla pari al 70%. Sentiamo Massimo e poi chiudiamo l'argomento Higuaín. Sì, no, è chiaro che Higuaín nella Juve non era il fulcro dell'attacco, quindi aveva 9 persone, 9 giocatori a fianco e lui si adattava e praticamente è cresciuto anche in questo. Nel Milan deve fare altro e sta facendo altro. È chiaro che se non hai Çalhanoğlu che non sta bene e quindi non può rifornirti da una parte, hai solo Suso, fermato Suso, le squadre possono dare difficoltà al Milan e lui comunque si è portato sulle spalle l'attacco fino a qualche settimana fa, fin tanto che gli è stato affiancato Cutrone. Bene, io adesso comincio ad allargare anche alla logica dell'Inter riguardo a questo, no? Quindi perché io in quest'ultimo periodo nonostante la mia provenienza di natura nerazzurra, ho sempre difeso le squadre di Milano perché storicamente hanno dovuto attraversare un periodo veramente triste, nefasto, molto ma molto complicato, a fronte chiaramente di una squadra come ad esempio la Juventus, ma anche altre squadre come il Napoli, la stessa Roma, che si sono riaggiornate con più facilità, no? E quindi io domando quindi a tutti e tre una domanda simile. Le due squadre di Milano hanno svoltato, al di là del fatto del cambiamento della proprietà, e come vedete Milano nei prossimi anni? Milano calcistica ovviamente, visto che ha il maggior numero di coppe dei campioni e Champions League. Sì, questo è un dato che rimane, quindi è incancellabile. E sicuramente quest'anno si sta già vedendo qualcosa di diverso con le squadre là davanti, con un Inter sicuramente con un organico superiore a mio parere, che potrà contrastare chi lotta per il secondo posto, quindi comunque Milano è in crescita e i dati anche degli spettatori lo certificano. Per l'Inter è un fatto che ormai non è più una novità, perché comunque il pubblico dell'Inter va allo stadio, ma anche il Milan, i dati dicono che è più seguito quest'anno e secondo me le prospettive ci sono, ci vuole tempo, perché anche la Juventus è questa Juventus ma dopo qualche anno. Vincenzo, riguardo a Milano, le due squadre di Milano quindi stanno facendo i giusti passi a poco dopo un periodo veramente triste? E il problema è che il raffronto è sempre con due grandi presidenti che hanno fatto vedere allo stadio di San Siro grandissimi campioni, e quindi quando il raffronto è quello diventa difficile dare un giudizio. La Juve ha sempre la stessa proprietà, il Napoli aveva una proprietà pressappoco simile come risultati, tranne il periodo Maradona. Se lo paragoni a prima sembra impossibile. Io i grandi campioni che ho visto con Moratti e Berlusconi la vedo impossibile. Beh, questo però anche in senso generale, anche la Juventus per arrivare ad avere un Cristiano Ronaldo comunque non giovane ha dovuto impegnarsi a avere un progetti più importanti. Anche la Juve ha avuto dei grandissimi campioni in quel periodo storico, quindi diciamo che è proprio Milano, proprio le squadre di Milano per la loro storia delle due società a calare, a scendere, no? E quindi poi chiaramente inversamente proporzionale alla crescita ovviamente invece della stessa Juventus. Aggiungere anche il discorso stadio, perché adesso è di questi giorni il protocollo d'intesa firmato da Milan e Inter, e questo è un altro fatto. Infatti questo era uno degli argomenti che accerta questa volontà di crescita, quindi è chiaro che adesso le due squadre sembra che siano d'accordo per costruire insieme questo progetto, che sia San Siro ristrutturato, che sia un'altra collocazione sempre nell'area scelta di San Siro. Comunque questo dimostra la volontà delle due società di crescere. Personalmente lo vedi come era il tuo desiderio? Chiaro che io sono personalmente molto affezionato a San Siro, quindi come tanti interisti che vogliono rimanere in quello stadio, però è chiaro che l'idea di avere uno stadio moderno con tutto quello che comporta anche a livello di immagine, di introiti, può essere di comodità, insomma di uno stadio vissuto come vivono all'estero,
mi affascina, e quindi però è chiaro che quando si vede San Siro arrivare da fuori, quando ci si avvicina, insomma, l'emozione rimane sempre. Vincenzo, sullo stadio, poi dopo sentiremo Alfonso anche riguardo Milano e lo stadio ancora. Guarda, la prima cosa che mi viene da pensare è la prima conferenza stampa che ha fatto Fassone Mirabelli, e Fassone raccontava che l'Arsenal, quando ha avuto lo stadio di proprietà, l'anno dopo ha raddoppiato il fatturato, cioè non dopo 10 anni, l'anno dopo ha raddoppiato il fatturato. Allora in questo caso qua, se fosse una comproprietà con l'Inter? Ma se l'importante è che è ben sfruttata. Oggi secondo me a vedere San Siro è un ammasso di cemento grigio che nella comunicazione moderna, con il merchandising moderno, non ha un senso. Noi giornalisti siamo ospitati in un qualcosa che sembra più per terremotati, poverini, che per giornalisti, e penso che è uno stadio che ha il suo fascino perché non ha la pista, perché la partita la vedi molto bene come Marassi, ma se poi fai un giro per l'Europa ti rendi conto. Quello perché sappiamo, se andiamo a prendere però no, molte volte, sì, però molte volte noi per Europa intendiamo appunto le alleanze. Io per lavoro sono stata a Cluj in Romania, e a Cluj hanno uno stadio più bello dell'Olimpico e del San Paolo, cioè non vediamo sempre il Bayern Monaco, no, purtroppo quando ti rendi chiaro. conto che anche il Cluj c'è uno stadio più bello di quello che è il Napoli e la Roma, forse in Italia qualche domanda c'è. Però prende 3 pere dal Milan, se dovessi incontrarlo. Sì. Alfonso invece in chiusura, dai, per ciò che riguarda lo stadio, diciamo, di Milano di questi anni. Sullo stadio hanno detto i miei colleghi, gran parte delle fortune della squadra più forte d'Italia negli ultimi anni le ha fatte lo stadio per la Juve, l'Allianz Stadium. Per quanto riguarda Milano, il livello del campionato è abbastanza pari adesso, perché comunque Milan e Inter sono arrivati a livello di squadre che sembravano irraggiungibili come Napoli e Roma fino a qualche anno fa. E quindi è importante soprattutto che avanzino nelle coppe europee, perché il Milan soprattutto in Europa League sta un po' arrancando. Spero che passi il turno e arrivi in fondo, e spero anche da milanista che l'Inter vada avanti, perché quello è fondamentale per incrementare le casse soprattutto delle due Bravo, società. questa è la cosa fondamentale per tutte le squadre italiane. Abbiamo bisogno di introitare soldi indubbiamente dalle competizioni europee, e soprattutto fare delle plusvalenze con la vendita con l'estero è una cosa fondamentale, quindi anche lo scouting eccetera eccetera. Vecchi discorsi di cui abbiamo già parlato ampiamente neanche nelle puntate precedenti. Alfonso, riparto invece da te per ciò che riguarda invece velocissimamente l'Inter in questa stagione. Sta centrando un po' la stessa domanda di prima che riguarda il Milan, quindi come la vedi, e poi anche questa chicca tra virgolette che sta cominciando a dividere l'opinione pubblica nerazzurra, l'arrivo eventuale, ipotetico di Marotta all'Inter come direttore sportivo. Sì, parto da Marotta. Marotta all'Inter è una sorta di vendetta, anche se magari non si vuole sentire in questi termini, ma è andato via in malo modo dalla Juve, perché comunque è palese ciò, e l'Inter attualmente è una società solida che ha già delle certezze rispetto al Milan, che sta ancora avendo a che fare con il discorso di soci, quindi attualmente la società Inter è molto più sicura e solida. Per quanto riguarda l'Inter in questa stagione, diciamo che la svolta è nata appunto da Inter-Tottenham, e da lì è nata una nuova Inter. Non condivido molto le ultime scelte di Spalletti per questo turnover, che secondo me che però non l'ha fatto con l'Atalanta, non l'ha fatto, soprattutto con l'Atalanta, che è una squadra informissima, che corre, che ti viene a prendere alto. Lasciare fuori un giocatore come De Vrij, soprattutto sulle palle inattive, secondo me era un po' un azzardo. Magari si fida un po' troppo della rosa che ha a disposizione. C'è da dire che la rosa che ha a disposizione è una gran rosa, e soprattutto Nainggolan sta venendo a meno nelle ultime partite, che è un giocatore decisivo per il centrocampo. Bene, allora a questo punto sentiamo invece, cerca di essere mite nelle tue considerazioni, caro Vincenzo, riguardo all'Inter. No, assolutamente, e Marotta è un uomo che conosce il calcio e capisce di calcio. Poi tutti i dirigenti fanno errori. Prima ho raccontato di Galliani che ha preso la Padula a posto di Ciro Immobile, e l'Inter ha, per fare il salto di qualità gli manca un grande regista. Si parlava prima, per me il regista è importantissimo, ha tentato con Modric, non è riuscito Modric. Io anziché prendere Keita o l'ennesimo uomo di fascia avrei preso un vice Modric. È difficile prendere un vice Modric, però avrei tentato.
L'Inter ha problemi di giocatori che sono altalenanti e ha, secondo me, un virus interno societario, perché non è un problema solo di allenatore. Se si va a vedere l'almanacco dell'Inter parte sempre bene, ma con qualsiasi allenatore arriva a novembre-dicembre e c'è qualche problema. È un po' come è successo l'anno scorso al Milan con Montella, esonerato a novembre. Come vedi, è un virus milanese. È un virus milanese. Massimo? Ma l'Inter, a parte l'episodio Bergamo, che ci sta, perché comunque in quella partita l'Inter non ci ha capito niente, già nel primo tempo doveva esserci quel divario. 4-0. Sì, le gol create dall'Atalanta erano veramente troppe, però l'Inter è mancata in tanti reparti, quindi poi quando gli manca Perisic, quando gli manca Brozovic, l'Inter soffre, indipendentemente da mettere De Vrij piuttosto che Miranda, insomma le occasioni sono arrivate da altre zone, i pericoli principali, quindi però ci sta, l'Inter aveva fatto bene vincendo 7 partite consecutive, non può essere diventata adesso da criticare, è lì davanti, secondo me se la giocherà col Napoli. Bene, allora siamo arrivati alla prima mezz'ora, alla fine della prima mezz'ora di Che calcio che fa. Adesso abbiamo un piccolo intervento pubblicitario, non interrompiamo il discorso sull'Inter, anzi vi trascino in una piccola disputa di natura interista, quindi preparatevi, solo la pausa di 30 secondi. Eccoci, riprendiamo quindi Che calcio che fa la seconda mezz'ora e ci ritroviamo con questo piccolo, un po' cinico, questo gioco un po' cinico, quello di andare in qualche modo a sfrucugliare nella memoria degli amici milanisti quale può essere stato negli ultimi 30 anni. Io penso a Van Basten per il Milan, perché è stato un grandissimo campione, ha vinto 3 palloni d'oro, giusto? Quindi è stato un giocatore che avrebbe fatto la fortuna di qualsiasi squadra. Invece vediamo con la slide dedicata, la numero 2, ecco qua, vediamo, tra parentesi quella in teoria è una testa che vi dirò dopo a chi appartiene, un interista che negli ultimi 30 anni in qualche modo ha rappresentato per voi un grande giocatore che avreste voluto vedere nella vostra beneamata squadra. Partiamo da Massimo, una considerazione velocissima, tanto per fare un po' di amarcord, a noi ci piace fare questo. Ma io non vorrei averci azzeccato, perché la foto, la figurina mi sembra, ma io dicevo Lothar Matthäus. E lui? Perché Lothar veramente mi ha sempre affascinato, la sua carica, la sua forza che in campo dimostrava. Diceva attack, sì, me lo ricordo, e mi ricordo anche il grande rispetto che avevano i giocatori del Milan verso di lui, quindi un leader riconosciuto anche dalle squadre avversarie ed era sempre l'ultimo a mollare. Faceva gol, era decisivo, quindi a me è sempre piaciuta l'idea, quindi è chiaro che non poteva venire al Milan, però l'ho sempre molto stimato. È finito a fare il libero a 36 anni? Sì, quindi adattando, cioè voglio dire, è veramente un campione, l'ho visto giocare dal vivo, quindi per me è lui. Ok, invece Vincenzo tira fuori, cerca di essere mite anche in questo caso. Ma quello che proprio mancava al Milan e lo si invidiava, a me piaceva, era Walter Zenga. Per quanto riguarda Van Basten, adesso dirò una cosa blasfema. No, tu devi parlare di Walter Zenga in questo momento. Walter Zenga era... scusa, io ti parlo di un interista e devi parlare di un interista. No, però Van Basten voglio dire una piccola cosa. Sì. Se quel Van Basten fosse finito all'Inter di Trapattoni anziché al Milan di Sacchi, avrebbe fatto il doppio dei gol? Non credo. Sì, va bene, Walter Zenga invece. Walter Zenga, descrivimi Walter Zenga, sì, il Milan ha sempre sofferto il fatto che l'Inter avesse il portiere titolare della nazionale, l'Inter ha sempre azzeccato i portieri, il Milan ha fatto fatica da dopo Albertosi e adesso è il primo che gioca titolare in nazionale e inamovibile è Donnarumma, e quindi ho sempre invidiato un po' le scelte. Adesso ti trovi bene con il numero 1 della nazionale? Io lo adoro. Bene, ottimo. Sono uno dei pochi.
Allora, dopo queste adorazioni, perché qua non siamo un discorso giornalistico, ma c'è una idolatria ben precisa, ecco. Sentiamo invece Alfonso, da questo punto di vista, invece cosa dice? Qual è il giocatore interista che avresti anelato avere nella tua squadra? Fulvio, vado un po' fuori dagli schemi e non mi dire Centofanti. Ti nomino un giocatore che non ha fatto la storia dell'Inter, ma ha fatto parte dell'Inter, è Roberto Carlos, che è un giocatore che a me ha sempre fatto impazzire, perché al di là del fatto che il Milan ha avuto grandi terzini, però un giocatore con un tiro. Io sono anche un amante dei videogiochi da PlayStation, me lo ricordo nei videogiochi con quel tiro esplosivo, quindi ti dico Roberto Carlos. Roberto Carlos, beh, delle scelte su Matteo sono abbastanza convergenti anch'io, anche se devo dire la verità, c'è stato uno che è passato e transitato anche da voi purtroppo nella fase calante, uno come Ronaldo avrebbe veramente risolto le partite di qualsiasi squadra, un po' come Van Basten. Va bene, cambiamo completamente ambito, abbandoniamo le due squadre di Milano, anche se dopo le incroceremo chiamiamolo così, nella Lazio un pochettino più approfondita, bisogna vedere anche il tempo a disposizione che avremo riguardo a questo, e parliamo invece di Nazionale. La Nazionale gioca domani sera a Milano contro il Portogallo, una partita ininfluente da un punto di vista di classifica, perché siamo rimasti ancorati al girone principale, al girone A, adesso non mi ricordo qua che numerazione abbia, però in ogni caso sarà una partita comunque di confronto di una squadra che sta cercando di crescere con il Portogallo, che comunque è creato su talenti e giocatori che sono già sono stati campioni europei 2 anni fa, quindi insomma arrivato a un certo punto è una squadra importante a livello di test. E poi c'è il test di martedì contro gli Stati Uniti a Genk, poi anche questo di andare a giocare in Belgio, vabbè, questo tanto per complicare le cose, ci vuole un'ora e un quarto, non è un problema. Allora, vediamo un attimo, parlando di Mancini, vediamo un po' la slide dei Mancini riguardo a questo, entrando nel... Ecco, questo è l'allenatore giusto per la nazionale, perché dopo la debacle di Ventura qualsiasi allenatore probabilmente avrebbe avuto una giusta considerazione, però adesso entrando un po' più nelle pieghe della scelta di un allenatore di questo tipo, domando a voi se Mancini, e parto appunto da Massimo, se Mancini è proprio quell'allenatore da un punto di vista di scelta dei giocatori, di analisi dei profili, dei prospetti nuovi, in una situazione di rinascita, anche se poi penso che Ventura aveva già iniziato questo processo. Massimo? Sì, io non sono un grande estimatore di Roberto Mancini, per quanto riguarda la sua carriera di allenatore, però forse nella nazionale potrebbe trovare una sua dimensione, per quanto abbia vinto in passato, anche forse in un periodo in cui però era più agevole vincere, mi riferisco all'Inter. Adesso questa sua scelta di mischiare tanto le carte, ricorrere a tanti giocatori che magari non hanno una dimensione nel campionato italiano, andandoli a pescare all'estero, vedi anche le ultime 2 convocazioni e anche quelle con cui era partito con Zagnola. Adesso c'è questo grifo dell'Hoffenheim che non lo so, io non l'ho mai neanche sentito nominare, ma colpa mia, e non so, possono lasciare un po' perplessi. Da pensare che comunque lui sta facendo un discreto scouting, sì, ma molto svincolato discreto proprio. Devo dire la verità che riproporre Balotelli è stata per esempio una scelta, però l'ha riproposto, infatti però l'ha riproposto, perché l'ha riproposto subito e poi mollarlo, e allora lo accantonavi un attimo e poi lo chiamavi in causa, ricordandosi un Balotelli però non aveva minutaggi, non aveva allenamenti, perché sottoporlo a questo giudizio mediatico che Mario Balotelli poverino, non era il caso, quindi andavi avanti con altre scelte, poi mi accantoni Immobile e adesso lo metti. Adesso non l'ha accantonato, tant'è vero che adesso vi dico la formazione ipotetica, che probabilmente lui sceglierà il trio nell'una e nell'altra. Donnarumma, una linea difensiva con Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi, 3 centrocampisti, Barella, Giorgino e Verratti, quindi prosegue su quella linea della volta scorsa, come prosegue sulle 3 punte ipotetiche. In realtà sono dei centrocampisti che si inseriscono, Berardi, Insigne, Chiesa, sono dei giocatori d'attacco, però partono da dietro, meglio. Poi nell'eventualità c'è una seconda situazione con Chiesa, Immobile, Insigne, dove Immobile ha sempre la gamba per le ripartenze, un po' più punta, però sempre un giocatore che non ha un punto di riferimento. Quindi è giusto proseguire su questa linea? Sì, ma poi a me piace comunque, perché comunque ha dei giocatori giovani
ben dotati, quindi perché hai un Bernardeschi, un Chiesa, un Pellegrino, un Insigne, un Immobile che comunque fa sempre gol, che può sfruttare un centrocampo che adesso è ridisegnato, che questo Verratti affiancato a Jorginho forse potrebbe salvare anche le prestazioni di questo giocatore che tanto abbiamo aspettato, ma che alla fine sembrava dovesse essere accantonato, però magari con Jorginho adesso riesce a dare il meglio, quindi secondo me può far bene perché la nazionale queste scelte sono migliori di quelle che c'erano prima. Sentiamo invece il pensiero. Allora, togliamo un po' di poesia, secondo me è il migliore allenatore per 2 milioni di euro all'anno, perché la federazione italiana ha deciso un budget, con Ventura era bassissimo, infatti abbiamo avuto Ventura, poi ha deciso di portarla a 2 milioni. Per quello scusami, ti fermo perché non riesco a star zitto davanti a una cosa del genere. Indubbiamente l'allenatore che doveva sdoganare, scollinare lo scoglio della Spagna andava probabilmente davanti a brutte figure, quindi non era solo un discorso di soldi, probabilmente gli altri si sono un po' fatto un passo un po' indietro. Io parlo proprio di situazioni reali. Molti non sanno che un giorno prima che ha firmato Ventura doveva venire alla nazionale italiana Tramezzani e De Biasi. Era già tutto deciso, poi dei sponsor e qualcuno hanno voluto Ventura, quindi erano questi, perché lo stipendio della nazionale italiana qualcuno ha deciso doveva essere bassissimo. È giusto dirla da casa, altrimenti però gli altri allenatori, quelli famosi titolati, il ritorno di Conte, dicevano che c'era già Conte. No, non si può perché c'era Ancelotti allora, ipoteticamente, non si può, ma c'era lo stesso Mancini che invece va in Russia. Perché non sono venuti? Non sono venuti perché Ancelotti prende 6 milioni e mezzo a Napoli e si porta anche suo figlio. Quindi bisogna dirla la verità, cioè altrimenti Ancelotti sarebbe venuto per 6 milioni e mezzo, avrebbe accettato la nazionale italiana e non avrebbe accettato il Napoli. Se fa un discorso prettamente economico sì, se fa un discorso di prestigio no. Sì, ma il prestigio purtroppo lo facciamo noi. Insomma, è una macchia, è un curriculum, una macchia sul curriculum. Però la verità è che Ancelotti ha accettato Napoli perché era l'unica società che gli dava 6 milioni e mezzo. Non sono molto d'accordo. Sono dati. Comunque per 2 milioni Mancini va bene, perché le alternative no. Antonio Conte non sarebbe mai venuto. Low cost, diciamo. Ancelotti, scusami Vincenzo, perché poi con Vincenzo c'è uno scambio un po' più diretto, no? Ancelotti è per me il primo, se non il secondo allenatore al mondo, quindi può darsi che non avesse la giusta offerta, ma andare a prendere Napoli non è neanche giusto per il discorso dei napoletani, degli amici napoletani, perché comunque Napoli aveva bisogno di rigiostrare le cose dopo un periodo chiaramente legato a Sarri e a questo gioco. Comunque va bene, ne parliamo dopo, tanto parleremo del campionato e parliamo Vai Alfonso. Se parliamo di nazionale, come ha detto Max, a livello di giocatori è uno spreco non farli giocare bene. Abbiamo un centrocampista che è titolare nel Paris Saint-Germain, uno che sta dominando il centrocampo del Chelsea, Insigne che attualmente in Europa è molto avanti come attaccante, quindi sta a Mancini gestire questi giocatori e farli rendere al meglio. Per quanto riguarda il discorso Balotelli, ne parlavate prima, secondo me dopo l'esperienza Ventura e dopo l'ultima partita a San Siro con la Svezia, dove il famoso caso Insigne in panchina, Mancini si è aperto un po' al popolo, nel senso io mi metto a disposizione, convoco i giocatori che il popolo vuole e poi andiamo a valutare se questi giocatori possono continuare a intraprendere. Con questo non sto dicendo che decidono gli altri e non lui, però è molto più democratico come allenatore. Poi ovviamente non si discute perché è un allenatore vincente, veniamo da un allenatore che allenava il Torino a un allenatore che ha vinto dei campionati. Quindi sì, Ventura dicevano che comunque è uno che sa insegnare calcio, è una bella persona, quindi ma rimango su quelli metterei la croce sempre totalmente su Ventura. Hai detto una cosa giusta, la collocazione di certi giocatori in campo, come per esempio Verratti, che non è stato considerato da Conte, è stato considerato in parte, era anche infortunato quando c'era Ventura, lo stesso Jorginho che è stato sdoganato. Non si spiega perché alcuni giocatori di questa caratura in top squadre europee non possono andare bene in nazionale. Quindi è un merito di Mancini, ma soprattutto collegato anche ad Ancelotti, e lo dice Insigne, sono simili, Ancelotti e Mancini sono simili perché gli hanno fatto fare quel ruolo che toglie tutti gli equivoci, no? Perché la mezza punta, a metà, devi pensare alla copertura, tu lo lasci lì, è un giocatore, è come se metti
concettualmente, lasciando perdere il contesto totalmente differente, Messi centravanti, lo puoi mettere Messi centravanti, tanto lui ti trova i tagli giusti, no? Sì. È chiaro che lui può giocare giocando da destra, può partire centralmente, eccetera, eccetera. Insigne a questo punto non rappresenta un problema. Un problema sarà dover segnare di testa, giocare con la palla bassa e non con la palla alta, quindi comunque sta ragionando su una certa logica di certi giocatori. Non è un'Italia con un attacco pesante, attualmente non abbiamo un giocatore in avanti pesante e forte, perché comunque il Belotti, che tutti aspettavano come giocatore futuro della nazionale italiana, purtroppo ha smentito queste aspettative. Quindi Vincenzo, c'è un giocatore che non c'è in questa rosa della nazionale, un giocatore italiano che vorresti vedere, lo rivolgo anche agli altri due per ciò che riguarda appunto la nazionale, uno che non è stato convocato ma che tu vorresti vedere? Ma purtroppo non si è potuto convocare per motivi fisici Jack Bonaventura, che con Gattuso in un anno ha fatto 11 gol. Secondo me, sia per caratteristiche umane che come giocatore si adatta a diversi ruoli, può stare in quella rosa. È uno che sa calciare destro e sinistro, ma adesso non sta bene. Ok, Massimo invece c'è un giocatore. C'è un giocatore, a parte Belotti, che adesso che è stato convocato poi non riconvocato più, un nome nuovo. Mi fa piacere che abbia convocato Pavoletti, parlano perché è un giocatore molto bene comunque come centravanti, anche c'è uno alto. I dati dicono che è il più forte giocatore di testa a livello europeo, che può risolvere delle grane in certe partite. Ha fatto bene è giusto, a chiamarlo. Tu obblighi una squadra avversaria ad appiattirti sul gioco dei piccoletti bassi, poi arriva un certo momento che tu puoi giocare in un altro modo. Esatto, metti questo lungagnone. Scusa. Combini i piani avversari. Io non so se sto facendo gaff, se è stato convocato adesso, ma Inglese è un giocatore che non è stato convocato adesso. Mi piacerebbe vederlo perché sta avendo dei problemi fisici al Parma, ma quando gioca è sempre pericoloso e secondo me potrà crescere. Poi è vario anche come gioco, no? E anche abbastanza e anche a livello fisico, di testa, potrebbe servire. Bene, allora, prima di iniziare il discorso, abbiamo ancora 14 minuti riguardo a questo e parlare del campionato, quindi le pieghe delle partite più importanti, diciamo. Chiedo l'aneddoto su Van Basten, che prima ti ho stoppato. Hai 14 minuti però, Fulvio. Hai solo 14 minuti però. sì, esatto. Era un momento storico, ricordiamo che Van Basten è arrivato quando ancora in Italia molti giocavano a uomo e la prima volta nel Milan si lamentava che lui prendeva un po' troppe botte. Infatti Daniele Massaro faceva la prima punta, andava a prendere le botte per lui, poi piano piano ha imparato, è diventato anzi anche un po' cattivello. Però ricordiamoci che in Italia allora si giocava a palla lunga, l'attaccante doveva stare spalle alla porta, spesso a difendere la palla, era quello un po' il gioco che faceva Aldo Serena, l'attaccante contrario. Io penso che Van Basten non era abituato, era un Milan che faceva il 70% di possesso palla, arrivavano 100 grosse perché aveva 4 ali che erano Maldini, Evani, Donadoni e Tassotti, nessuna squadra al mondo li aveva. E giocare attaccante in quel Milan là era molto molto facile. Sì, sto pensando, questo tanto per continuare a diatribare la mente, pensa a Van Basten con uno come Breme, cosa avrebbe fatto a livello di assegnati, indubbiamente l'altro giocatore che era tale Aldo Serena o Klinsmann, indubbiamente, perché era tutto per Serena quel giocatore. Va bene, dai, allora iniziamo invece a parlare un po' di campionato. È chiaro che il campionato è tra 2 domeniche, tra 2 weekend e quindi le considerazioni si perderanno un po', però vabbè, in questo modo in qualche modo riusciamo a fare delle giuste proiezioni di alcune partite, di alcuni risultati, anche perché poi l'eco delle partite scorse ci è vicino. Allora, vediamo innanzitutto il turno, lasciamo perdere la classifica, vediamo il turno successivo. Ecco, qua sono evidenziate secondo una mia logica di importanza. Lazio-Milan ovviamente perché è il quarto o quinto posto, poi abbiamo un trittico che è Udinese-Roma, Bologna-Fiorentina ed Empoli-Atalanta, che sono partite molto difficili, nel senso che sono
3 inguaiate della lotta della retrocessione, con squadre ovviamente più in alto, squadre che per vari motivi, la Roma che sta cercando di creare una propria identità e incontra l'Udinese dove è cambiata la panchina, la Fiorentina che non è né carne né pesce e che sinceramente ha dei grossissimi problemi nel cercare di avere una continuità di risultato e non ha ancora vinto fuori casa, con un Bologna che non fa mai risultato pieno, è sempre lì. L'Empoli che è una squadra che si sta risollevando a poco, con l'Atalanta che però ha il secondo attacco, è una squadra che è veramente molto molto in forma. Poi abbiamo Parma-Sassuolo, Cagliari-Torino e Genoa-Sampdoria, è una sorta diciamo di interregno al centro dove praticamente sono tutte più o meno vicine, dove c'è uno spunto da parte del Parma cercare di salire ancora di più, il Sassuolo di confermarsi nella zona Europa League. E poi abbiamo invece il Cagliari che è sempre difficile incontrarlo in casa, con un Torino che gioca meglio fuori casa che in casa, e poi c'è il derby della famosa lanterna, quindi il Genoa con 14 punti e il Sampdoria 15 punti, quindi un derby che chi perde, poi sappiamo benissimo che significato abbia il derby, specie a Genova, vivono di rendita per almeno 6 mesi. Poi abbiamo Inter-Frosinone, dove non ci dovrebbero essere dei grossi risultati, anche se Frosinone ha cominciato a fare qualche risultato, lo Juventus Spalla non ne parliamo. Napoli-Chievo è un pochettino più difficile, nel senso che Napoli dovrebbe piallare senza problemi il Chievo, però il Chievo ha raggiunto quota zero, ha cambiato allenatore, possono essere quelle partite veramente complicate. Quindi iniziamo da Lazio-Milan che vi coinvolge in qualche modo, è il primo incontro di una serie di non so quante partite, le avevo anche in qualche modo trovate, erano tipo 8 partite, insomma praticamente prima della pausa, ci sono credo 10 partite da fare, sono tantissime partite in 40 giorni, dove praticamente l'impegno forse più difficile, al di là dell'Olympiacos per l'Europa League, è proprio quello di domenica. Le altre sono partite un po' più tranquille, molte in casa, e allora quindi può essere una fase, nonostante gli infortuni, nonostante Higuaín che è in panchina, che è squalificato, possa in qualche modo aiutare a consolidare la posizione del Milan ai vertici alti. Ma è chiaro che qua ci sono tanti nonostante, perché il Milan veramente arriverà con le pezze a queste partite, perché fino a gennaio, fin quando non potranno cambiare le cose, il Milan dovrà fare di necessità virtù, adattando uomini, situazioni. Però scusami, ti fermo un attimo, avete in casa Parma e Torino, poi fuori casa il Bologna, la Fiorentina in casa, il trasferta il Frosinone e la Spal in casa, cioè non incontrate Juventus, Inter, Roma. Sì, però a gennaio diventa più complicato. Però le incontri senza Caldara, senza Conti, senza Biglia, senza Musacchio, senza Cialanoglu, senza Higuaín, senza Bonaventura, non è semplice. Vuoi dire che non essendo con una rosa ovviamente sarà comunque difficile. A questo punto partite che potrebbero essere più facili diverranno ostiche. La Lazio già subito così dopo la Juve secondo me è già un impatto pesante, quindi secondo me dovrà essere bravo Gattuso ad adattare certi uomini in ruoli che non saranno i loro, e poi si vedrà. Tante partite, finalmente si torna a giocare tante partite, perché le soste poi interrompono sempre, già 3 volte che si interrompe il campionato. Però in questo momento forse il Milan aveva bisogno che si interrompesse di più. Come arriva questo Milan? Arriva battagliero nonostante tutto? Sì, lo scoglio grande è la Lazio secondo me, superato quello scoglio poi c'è sicuramente una discesa. Il Milan da qualche infortunio ha avuto anche qualcosa in più, perché Biglia non c'è, ha trovato un Bakayoko che secondo me un centrocampo con Bakayoko e Frank Kessie è molto fisico. La Lazio mi sorprende sempre, io non riesco mai a inserirle tra le favorite inizio anno, fino a un quarto d'ora dalla fine. Nel campionato scorso era in Champions League, non si sa come fanno, ma la Lazio vende sempre i migliori giocatori e poi la trovi sempre lì. Beh, non ha fatto grande campagna acquisti quest'anno, voleva vendere Milinkovic Savic, che è rimasta diciamo abbastanza monocopio, però il fatto che si mantenga in quella posizione vuol dire che il campionato nostro non è eccesso e ha un grande allenatore e ha un bravo allenatore. Il discorso invece che riguarda la Lazio, perché il Milan ne abbiamo già parlato, secondo te è una squadra che può rimanere ai vertici alti, visto che Vincenzo in qualche modo l'ha un po' punzecchiata? Stando alla classifica attuale, il quarto posto se lo giocano Milan e Lazio, con una Roma che è molto in ritardo, ed è fondamentale soprattutto per il Milan vincerla per dare
punti di distacco alla Roma, perché io non vedo una Roma che possa essere troppo in ritardo in classifica, quindi ci sarà un recupero. La Lazio quest'anno come la vedo? La vedo con un Milinkovic-Savic che onestamente sta deludendo le aspettative. Classico caso di giocatore valutato più di 100 milioni, vedi Belotti che la stagione successiva delude. Per il resto a livello difensivo con Acerbi si è sistemato abbastanza bene, ha quel Ciro Immobile che è micidiale. E quindi una squadra da temere con un Correa che sta subentrando sempre nei minuti finali, che con il Milan con un Milan messo in maniera approssimativa può dar fastidio. Però vi dico una cosa, che l'anno scorso la Lazio era la 10ª difesa, quindi subiva gol e segnava, ed era il primo attacco, poi è stato il secondo attacco dietro alla Juventus. Quest'anno i due dati stanno cambiando, nel senso che sta migliorando in difesa, quindi non so se l'avvento di Acerbi, ma al tempo stesso sta segnando di meno, quindi c'è un discorso di equilibrio, perché effettivamente l'anno scorso il disequilibrio l'aveva portata a ridosso e potersela giocare. Vediamo se questo equilibrio sarà chiaramente migliore rispetto all'anno scorso. Aggiungo Fulvio che hanno anche un buon portiere, perché questo Stracoscia sta dimostrando di essere un buon portiere giovane, e quindi ci sarà una bella sfida tra Stracoscia e Donnarumma. Ecco, domando alla regia di mandare in onda sempre le partite, vediamo un attimo, perché domando ai nostri amici ospiti qual è la partita che vedreste per prima, al di là di Lazio-Milan, delle restanti 9. Quindi Massimo Canta, cosa vedresti come interesse, cosa ti piacerebbe vedere per prima di queste partite? Ma io sono curioso di vedere Parma-Sassuolo, perché secondo me sono le due sorprese di questo campionato. Sì, perché Sassuolo sta ritrovando la classifica sicuramente e dà ragione. Il Parma secondo me si esprime bene, ha avuto anche degli ottimi risultati, a parte vincere a Milano, comunque ha sempre sofferto fino alla fine, anche nelle sconfitte ha fatto faticare chi l'ha battuta, quindi secondo me è un derby ritrovato. È una bella partita, sì. Infatti l'abbiamo detto come premessa, velocissime, che siamo quasi un po' in chiusura. Io sono curioso di vedere l'Udinese, perché secondo me per la rosa che ha finora ha meno punti di quello che merita, quindi sono curioso se con l'allenatore nuovo cambia qualcosa. Attenzione alla Roma, l'ha già tirata alla Roma da questo punto di vista. E sentiamo invece Alfonso. Vabbè, io concordo. Vuoi tirare da qualcuno? A me fa piacere, perché abbiamo preso... Anzi, guarda, mi hai dato uno spunto. Inter-Frosinone, perché come dicevi tu, Frosinone è in crescita e ha anche un Pinamonti ex che magari può fare lo scherzetto, certo. Quindi sono curioso di vedere la squadra di Spalletti dopo il disastro di Bergamo come reagisce. Bene, non abbiamo più tanto tempo a disposizione, quindi praticamente rimangono sempre delle partite comunque interessanti. Poi vuoi mai che magari anche la Spal vada a fare un pareggino a Torino, non si sa mai, anche per rendere, diciamo, questo campionato un po' più vivo, perché ormai tutte le squadre che incontrano ovviamente la Juventus sono date per perdenti, e invece il campo deve essere chiaramente l'ultimo a parlare, giustamente, con il risultato finale. Siamo arrivati alla fine della trasmissione, quarta puntata di Che Calcio Che Fa. Ricordo che Che Calcio Che Fa è un piccolo format che unisce la televisione su Lombardia TV al venerdì dalle 21 alle 22 e in replica alle 18. È un format che si allarga anche alla radio con Silver Music Radio ogni lunedì alle ore 11 per 2 ore con ospiti, e chiaramente inviterò successivamente anche voi, e poi sul web con checalciochefa.com con le notizie, diciamo, un po' divertenti. Ringrazio a questo punto gli amici che sono venuti a trovarci. Carta Canta, ricordiamo, Ballando Web Radio, e sul sito di ballando.eu, sul nostro sito Carta Canta Web, il nostro istituzionale, diciamo, da cui partiamo il lunedì dalle 16 alle 18, ogni lunedì in diretta con noi tre e con gli altri due collaboratori, Andrea Dattrino e Giorgio Meroni. Benissimo, grazie Massimo Canta. Grazie a voi. Ecco qua, questo è il nostro bellissimo logo. Sentiamo invece Vincenzo. Grazie Vincenzo Matrone. È stato un piacere stare con voi. Grazie a te, e grazie Alfonso Sciascia. Lascerei perdere il nomignolo Gareth Bale. No, quello poi magari se avrò il modo di ritornare qui spiegherò perché. Una buona serata a tutti, seguiteci su Carta Canta. Benissimo, noi ci vediamo settimana prossima con altri ospiti e delle puntate anche magari un po' più a tema. Seguiteci ovviamente venerdì dalle 21 alle 22. Ciao!